palesato difficoltà di costruzione di gioco e le palle perse sono state un'avvisaglia di questa situazione. Spencer prova a lavorare spalla canestro contro Hopkins, prende il centro, lavora col braccio esterno ed è molto bravo Skylar Spencer a depositare in semigancio, non solo emotivo ma anche realizzativo della sua squadra, mentre Bradley è già di là, rischio di palla persa per Trieste, attacca molto bene il recupero Patcher, attacca a sua volta il recupero di Enim, campo grande, buona rotazione di palla per Trieste su linee esterne e la conseguenza di una buona rotazione di palla, ma Reggio è più lesta, Enim è già di là, si schiera la difesa triestina, buono intercetto da parte di Bradley che va in contropiede, è solo contro nessuno, AJ Packer va a schiacciare il 13° punto della pallacanestro, basti pensare che la penultima che è Scafati ne realizza ben 5 in più, 75.8 e prova ad attaccare a 2, va su linee esterne, è entrato anche Gaines, attacca Rozier alla linea di fondo, molto bene per Lever che si prende il tiro da 3 punti, Alessandro Lever, segnato dell'ex giocatore biancorosso. Per la Una Hotels dall'altra parte invece c'è un cambio, vale a dire il triestino Bossi in campo che prova adesso a mettere in moto immediatamente Vildera che serve. È andato a fare un'esperienza importante in America al college, è rientrato da un paio di stagioni in terra triestina per giocarsi la sua esperienza. Cinciarini si prende il tiro fuori il ritmo, mancavano 4 secondi allo scadere dei 24, Cinciarini dei compagni per il tiro da 3 punti, tap out da parte di Campogrande molto importante, Davis si prende un tiro con metri di spazio, Corey Davis colpisce da 3 punti, sempre quello se lo si guarda dagli occhi della Una Hotels, mentre Cinciarini va a recuperare un pallone in palleggio a Ruzier e a depositare 4 punti di fila. Prova a prendere il centro del campo il capitano reggiano, si attende l'uscita di Olisevicius che arriva, si prende il tiro dalla media, il lituano segna. Sempre a zona Reggio, Rivers prova ad affrontare Davis che trova molto bene Packer nella tasca. 9 per Reggio che torna dopo tempo immemore alla singola cifra di disavanzo. Bartley trova molto bene Lever sotto che va a depositare un gran canestro, ma per un Alessandro Lever da 7 punti e 3 rimbalzi. Torna più 11 la formazione ospite che adesso deve difendere. Cinciarini fuori per Olisevicius, tiro da 3 punti di Osvaldas Olisevicius. 36 secondi e mezzo per Reggio diventa ancora più difficile e direi che la partita si chiude qui con Ruzier che va a depositare il sottomano a seguito di una sua ruba. 2 punti rapidi, anche un time out coach Menetti, ma il gioco riprende. E allora Olisevicius deve prendersi il tiro, lo segna Osvaldas Olisevicius da ben oltre i 6,75, dà conferma a un momento sicuramente assolutamente positivo. Settimana prossima riceverà Brindisi, finisce qui con l'errore di Reggio dal sottomano. 79 Una Hotels.